Gian Antonio Murgia, nato il 20 agosto 1938. Da io ho frequentato la scuola elementare, s'aggresa regolarmente, mamma via troppo religiosa, di più eseguire i ordini suoi e basta, che richieto fino a 11 anni, tutto il periodo scolastico. A un certo punto veniva a mancare mamma, per disgrazia, non sarà capace di essere una zia sua di 70 anni. Quindi il babbo si sta cattando in decadenza, lui è scoraggiato e così siamo andati avanti. Però su figlio umano vivo io. Allora, tutta questa responsabilità deve più venire comunque. Una sorella tenia 2 anni di manco. Satiro ancora 2 anni di fianco a battere. Non poteva fare su che voglio io. Poi si incarico principale tenia io. Sicuramente il babbo era un po' invalido, soffriva di calcolo sulla vescica, non fia troppo idoneo. E allora il suo non era il causa di non si arrangiare, come pure io sto con in mezzo, che dinao, e insegnai a tutti sui vorieri, in buona maniera, eccetera, però del più SGO. Non sarà posto con una brigherbeghis, 20 gherbeghis. A un certo punto però tenevano ancora giù il carro, isso, ancora più troppo piccino, 2 anni, non è che sia troppo, poi statura piazza che dentro, una che manta, non è che sia mera. Comunque mi ha fatto fare sesonero, mi ha fatto fare che io viene inabile e non mi hanno fatto fare ugualmente, voglio passare a servizio sedentario, ma però non mi ha cliccato nessuno. A un certo punto io di più ero sempre guidato, insomma non stai là, bisogna fare qui. Ma la cosa principale era là, spazzavo il custo, così no, scampiavo, così per gli animali. E poi un carro e giù, sempre andando. E quando cominciavo a imparare un vaghidello, mi chiamando io pure a giornata con altri con questo carro. Nonostante essere pittivo di rare, però mi era dove là, fai guarda con gusto. Mi criccaiano lì, a seire, che per sudare come sao, e a triulare, non avevo tutto, però fiera, questa gente mi criccaiano adesso, stagione, quando è tutto sapretto, andò sull'altro fianco con pause, magari essere un bicciochetto, però mi vai a marciare con il suo carro sempre. Addirittura andaiamo su in un luogo che si chiama anche San Marchesa, sottostante Neonelli, dove un dritto cammino, magari centinaia di metri, che non si via su cammino. Se via pigliando un carro carico, non si deve fermare e scurtare. Poi se no andaiamo su e non poteva tornare indietro sul carro non so io, non poteva furriare, avevo solo sullo cammino fianco stretto. Sono muros che via proprietario proprio a canino non permetteva che vi sia manco un muro da aderezzare, non si voleva. Su carro che va a salire e basta. Su compito non si deve scurtare bene, che noi stiamo pigliando un carro carico. E poi addirittura una volta alla sera su carro fermo andaiamo, non si accorava, poi si via pigliando su carro carico. Cosa fa? Non si deve sempre arrangiare, non c'è che deve imparare tutto. Poi sono altri completano. Teniamo di terra, dei proprietari? Noi teniamo una vittica proprietaria, una vago spainata. Però dobbiamo stando coltivare il terreno di questo in Murgia. Sono quasi fianco a me, giù in metà di Sarteneonelli. Questa gente, questa anche il Marchesa, le Nusi, insomma, tutto questo luogo viene gran parte di esso. L'altro viene sempre piccoli proprietari, che non, ognuno perché poi la sua famiglia da sua e basta. E te ricetta dei proprietari, noi pianta? Sì, pianta in questa anche San Marchesa. Oppure abbiamo che sia fuoco, incendio casuale, oppure come ti succede sempre, non si doveva coltivare con l'ulie. Poi serviva a pascolo, però so che dobbiamo sempre sgarbire e pulire sul terreno.
Io sempre so, non si niente a massaggio, coltivatori venivo dopo, ma perché non si niente manco contadino, a massaggio, abbiamo sempre, però sempre a quartaria con questa gente. Se ho fatto dei quintali, due di pianta, cioè due ogni 8 quintali, due sommere. A sta quarta parte. A quartaria, sì, esatto, proprio gai. Satero, spazzongo, se non so che, se vi appago, salina non è niente nulla, ma se deve avere una matta che dalla senta si gai pure, ma non è niente sempre salato ugualmente. Quindi non possiamo fare altrimenti. E noi vasciaiai? Passaiamo sempre con questa marchesa, cominciai ad subardo, prima strada provinciale, meno male che su manca giuraia. Poi da come via Suvardo, le Nussi, Paolo e San Marchesa, era lontano, non era a andare a Gaio, per poi giù era forse con un molenteggio, la gente salina tanta molente, però Suvardo era un'altra cosa, Suvardo era parecchio quintale, e a chi voleva fare era un carrellino, ecco, mi gratis, un carrellino, ecco. Sul reddito questa famiglia di Bustetti, Sì. poi su carro? Sì, su carro, e poi dopo su carro, che io una degli anni so quasi con questo carrelletto, di volevo sotto ancora, cominciavo. E poi mi pigliavo, e cominciai a lavorare con una molente Savingia, nessuno voleva andare a Savingia se non era marrone. Diventa marrone, quindi è una cosa troppo. Allora cominciavo con questo molentetto, e nessuno mi suggeriva no, ma poi non un quarto sono quadro a studiare nel maleddu, se si sprumono ancora poche, se non cammina, per forza. Allora detto fatto, io picavo una bighetta, erano levrieri, non scrivessero un quadro di traino, no, un levriere, però era bene a freno e un quadro corso in pratica. Qual hai vincita? Poi vincere. Quanto anni? Potevano sapere più vai corso. Sa gente da gente cominciava a mi conoscere che In quali anni? su 60. Su 60? Sì, 61. Allora, da chi manda con noto, perché ho buona idea di fare bene questa cosa, e con fiducia naturalmente, tutto sudando che rientrava andare. L'unica cosa che non andava bene è da chi non accuria tutto su, che comunque barriera senza contentare, che non dovevo servire. Questo magari un vago mi rimprovera ieri. Scusate, lo so sempre contento, so grande ringraziamento, c'era un grande aggiuro, quindi non c'era altra possibilità. Se io andrei con aggiuro d'India, però se io fai a danno in pratica. E tanto che stanno fondo via caro, che questa ieri dovrò impiantare in mezzo in India. E se gente apparente che io portio buona idea con pazienza, altre abilità non devo dire vera. Però non più uno che mi daviga io in questa festa, lo tenivo troppo accontentare questa gente con una certa preoccupazione. Che io ho vissuto anche mia ianta, e sento pure guadagnavo, che non è sento in perdita. Ecco, tutto lì. Scetti in Oneli o in altra vita pure? Fordita se andavo una volta a Novedo Santa Vittoria, in questa parte di Moro di Nanta, non so di andare in Gighetta, però andai Giuseppe dopo che ho fatto che avveniva mai no, che se non potevo andare, se no che pronto la gente non si poteva andare. E così, poi dire innanzi, finché tanto ne venivo su dopo mi sposai. Poi ho fatto questa umiliata durante proprio che io traballando con questo quadro, che se no altra risorsa per me, che era. Cioè, proprio, però intanto in quel momento io poi di nuovo innanzi bene, disoccupazione che ne restavo sempre, però prima a chi non fa niente sul traballo mio, andai a poco ortigo in primavera. Ecco, che era altre possibilità, se era ancora stato incendio, io di questo non posso mai fare parte mio, sempre con l'idea di contentare solo in giatteri e così. E in quello restavo in scena con una cosa che non andava bene, per questo motivo, sono anziano, da chi non si niente a buffandava, sulla pallofia era molto pesante, non vedi fare male, può fare una da siedino, vedo, te che scampa, sappa.
tocca ir a ponimento non va a essere pure che qua scontenta pure, sempre fianco a tutta gente anziana. A me mi hanno apprezzato sempre questa gente, perché io solo che non mi scoperta, ma arrivavo, se no a marrone sei già, perché con i suoi onde fa niente, però tornavo a studiare buono, fai a danno. E sono fiata sempre in cricca di una cosa più moderna. Dopo del corso, lei mi si sposava, non che era alternativa se gente disoccupava, nos hanno invitato questo suo proprietario di terra, nos hanno invitato se queríamos sapere una cave blocos. Se cosa viaggia in disuso, agro di Ardauli, fiera, però per il proprietario fiata di Neone, sempre questo lo in Murgia. Non abbiamo questa proposta, no, ma non si usa agricoltore, no, tanto che momento un muratore non si addestrare e non si cliccano con un pangino guido. Attaccato in questa cava dove si è parlato 21 anni. Su nomini di questa cava? Sul luogo di questa cava, sì. Studio lei, di Nanta, agro di Ardauli. Se può questa parola però io so ancora non fianco, poi sono ambientalista, piano piano, anda sempre, cercavo di non si affogare in pratica, non si affogare, voi devi essere, prima di tutto, noi non capiamo soffrendo danno a questa terra, e poi una categoria era opputare, poi altro materiale manufatto, e noi sono stati bloccati, non si parlavo 21 anni, fino a 93. Stare aperta proprio su 72, e ha cominciato su 73 a gennaio praticamente. E noi andai a fare l'inna? Allora, su bosco in pratica noi abbiamo costo 1 ettaro di terra circa, via tutto il bosco c'è spogliato e arborato di niente, però via bosco, proprio sotto bosco ce n'era abbastanza. Salina e vorro e nie, matas, sa forestale certo non permettiamo ancora di segare come te chiediamo, però intanto una cosa la facciamo sempre. Da che lui all'inna di greco vogliamo segare, ma su suergio proprio di ortigo non queriamo, senza permesso è uguale, come te scomodo, non proviamo. E noi? Però da che andiamo su comunale, non se ne aianta, su comunale, con autorizzazione sul comune, poi dobbiamo su guardabosco come e sono là, piegare questo lottighetto, lo stesso tuo. Pagaiaisi? No, il comune per uso proprio non pretendiamo mai nulla. E questo lo vedo sul comunale. Il comunale è abbastanza esteso, questa zona greco broccaggio. Non savarte assai pure, quando ho fatto su Enai Cannasa, i quelli di Nanta Carduschis, di fronte a Enai Cannasa, se hai il girone grosso, era tanto Pollina Bello che era andai voi. E poi andai a Attile con il suo carro io, orienta Molas dei Lidone, a Iusora, e sono per io andai là. Sì, di Luca suo tizio che era un guerremola, doveva pagare a Geo. A me quello mi ha corrente, siamo giocare sul carro, da che via carico, tenta io sempre di avere un baricentro, un po' di rubore per sai, poi su lavoro, che noi se ne è troppo in alto, su questo non è troppo di fatto. Così era un'attenzione che ti piace imparare, devi tioso. A sa fine, poi caricare sul carro io, mi davo in su gordo, era la sorpresa giusta su io, poi avrà dotta fuori con l'animale. Poi due jungere, che avevo il tio, e dica io sono venuto su gordo, dirà io poi, e saprei a fermo. E io devo arrivare, se no non arriviamo a creare jungere, fianco a io, giù a mano so de 20 quintali in due so, e su carro di piattinare, poi che mi ricaianta, abbiamo un io bello, sicuro io non fio, un uomine normale come ci ho usato, però su carro, su io direi era. Ma giura, io un grande servizievole,